Parlare del presidente Baratta è difficile e anche inutile, perché difficile nel senso che la sua carriera, come voi sapete, è una carriera straordinaria che ha attraversato la storia del nostro Paese in maniera prestigiosa. Ingegnere, laureato al Politecnico, economista, laureato a Cambridge, ha ricoperto incarichi di vario tipo, in campo economico, politico, ministro più volte e finalmente presidente della Biennale, e ci ha regalato questo gioiello che è la Biennale d'Arte, la Biennale in generale, la Fondazione Biennale, di cui noi tutti veneziani siamo orgogliosi per l'autorevolezza e il prestigio internazionale che dà in fondo a tutti noi. Io quindi sono molto onorato, molto lieto di chiamare il presidente Paolo Baratta al podio per la prolusione ufficiale della nostra cerimonia. Caro Presidente, cari soci vecchi e nuovi, gentili signore e signori. La Biennale è stata guidata secondo diversi indirizzi nelle diverse fasi della sua storia, dal primo periodo al periodo fascista, al primo dopoguerra, all'esplosione del 68, al lungo e variegato periodo che lo seguì, a sua volta suddivisibile in sottoperiodi. Un vero catalogo di diverse impostazioni, che è un catalogo anche dei vari interessi che possono ruotare intorno ad essa e che possono interagire e, perché no, interferire con essa. La lunga storia della Biennale narra anche di come, a causa di questi condizionamenti, essa sia ascesa e caduta più volte e di come più volte si dovette intervenire per la sua sopravvivenza e rinascita. Un esame spassionato è preferibile a generiche considerazioni agiografiche e encomiastiche che la sua lunga storia e il ricordo di memorabili singoli eventi potrebbero suggerire. In ogni caso, non si tratta della storia di un soggetto definito e compiuto, condizionato solo da eventi esterni, ma di un'entità le cui vicende sono state influenzate da quel che si voleva che essa fosse, dagli ingredienti con cui volta a volta la si compose. Nel 1998 fu approvata una grande riforma, una vera riforma, dopo quella del 73, che, esaltata allora come conquista di democrazia, fu in realtà la legalizzazione della Biennale come luogo ove rappresentanze partitiche e sindacali avevano peso specifico elevato. C'era un consiglio di amministrazione di 19 membri, fatto di cui tutti i successivi vertici, e non solo i vertici, ebbero prima o poi a lagnarsi per gli intoppi, gli intralci, le interferenze e per le troppo frequenti necessità di ricorrere a compromessi. Con la riforma del 98, la Biennale perde il carattere di ente parastatale. Viene riformata secondo le linee degli enti pubblici a diritto privato, secondo la formula cui il nostro Paese ha ricorso spesse volte nel passato, quando si sono avviate importanti iniziative pubbliche ritenute necessarie, senza che fossero necessariamente pubblici gli atti con cui quelle azioni erano svolte. Per farla breve, un'impresa dotata di una propria missione. La legge e lo statuto esplicitano un elevato grado di autonomia anche da organi ministeriali. La funzione di indirizzo è del Consiglio di amministrazione. Al vertice spetta il compito di curare gli sviluppi e le modalità organizzative interne. L'autonomia del vertice si traduce poi nell'alto grado di indipendenza e autonomia scientifico-culturale realizzata nel modello organizzativo che prevede che il curatore artistico nominato abbia a sua volta piena autonomia rispetto al vertice che lo ha nominato.
Chi governa la Biennale non può prescindere dal porsi sistematicamente la domanda: ma perché lo Stato, il legislatore, vuole questo organismo? E per perseguire la sua missione gli attribuisce questa altissima dose di autonomia? A cosa serve? A cosa si mira? A questo tipo di domande si risponde di solito che l'intervento pubblico si giustifica per ottemperare a carenze nell'azione dei soggetti privati, o per aumentare l'accessibilità del pubblico, o per sviluppare ricerche, o per favorire la sperimentazione, eccetera, eccetera. Vi è però una constatazione. Ma nel campo dell'arte il mercato ha già sviluppato una miriade di iniziative. Si sono moltiplicate le gallerie, l'informazione è esplosa, le mostre mercato sono diffuse e i luoghi di mostra non mancano anche per il contemporaneo. È vero, e dunque se ne deduce che se si ritiene necessaria la Biennale non è tanto e solo per quello che fa, ma per il come lo fa. E cioè perché si riconosce la necessità di un luogo dove si sviluppino giudizi autonomi, scelte autonome, in un contesto nel quale operano tante altre iniziative, molte delle quali possono essere influenzate da vincoli o finalità di altro ordine. Lo scopo essendo dunque quello di arricchire con un soggetto speciale e con un'azione specifica il panorama dei soggetti che si occupano d'arte, implica che dunque si vuole un luogo di libero dialogo. E dunque ecco una prima constatazione. L'autonomia attribuita alla Biennale non è solo una agevolazione gestionale, è la componente fondante della stessa finalità pubblica perseguita. A chi è diretto e a chi giova tutto questo? Agli artisti e al pubblico dei visitatori, cui si offre un luogo di dialogo e conoscenza riconosciuto autonomo e libero, premessa di quel rapporto fiduciario che in un paese libero e moderno deve presiedere alla relazione tra i cittadini e le istituzioni culturali, soprattutto quelle pubbliche. Non dimentichiamo che, a differenza delle istituzioni della politica e dell'economia, ove spesso è il compromesso che va ricercato e facilitato, nel campo delle istituzioni della cultura l'obiettivo primo sta all'opposto nel promuovere la chiarezza, la singolarità dei singoli contributi, nel favorire e difendere la dignità autoriale, l'autorialità e nel promuovere il pluralismo delle voci, il diverso e lo specifico. E di questo parla la Costituzione. Mi si chiederà: ma il ruolo della diplomazia culturale, l'arte nazionale, la diplomazia della promozione, la promozione degli interessi nazionali, dove stanno? Ebbene, la sola diplomazia culturale perseguibile è mostrare al mondo che il nostro Paese, nel campo dell'arte, in questa città, sa gestire un luogo di questo genere, ottenendo in cambio il rispetto e la stima del mondo per questa sua capacità. Rispetto che perdura e deve perdurare qualsiasi cosa accada negli altri campi delle relazioni politiche, commerciali, internazionali. Lo stesso vale per la città che la Biennale in tal modo contribuisce a vivificare. Anche per questo si fa perno su una mostra internazionale molto particolare, fondata in primo luogo sul riconoscimento reciproco tra i paesi e le culture. Dunque, obiettivo primo, essere al servizio della conoscenza, avere attenzione agli artisti, nonché attenzione, rispetto e cura del visitatore, come primo destinatario dell'intero lavoro. I visitatori, una minoranza di specialisti e operatori, una grande maggioranza di visitatori comuni. Con la Biennale, nel proporre il lavoro degli artisti al visitatore, si offrono scoperte di quanto altro da sé, altro da noi, altro dal perimetro del nostro quotidiano vi può essere, e che viene rappresentato attraverso immagini, suoni, movimento, narrazione teatrale, piuttosto che non dalla parola scritta. Sono scoperte che aiutano a dilatare,
o a meglio dimensionare il se stesso di ciascuno di noi. Le diverse verità, il diverso modo di vedere, il diverso modo di comunicare da parte degli artisti, i quali per l'appunto hanno voglia di comunicare, altrimenti starebbero inerti. Aiutano a espandere il nostro sguardo e la nostra mente sui temi da loro scelti, come degni di una loro creazione che appunto viene offerta al visitatore. Viene agli artisti un gesto di generosità che di per sé merita attenzione. Così come vanno apprezzati da subito alcuni aspetti propri dell'arte, che possono apparire contraddittori. L'arte chiede dialogo, ma vuole essere anche spesso punto estremo dell'azione critica della vita. L'arte può usare anche la provocazione negativa, pur essendo essa stessa espressione di massima dedizione alla vita. Di fronte a questa loro generosità e vitalità, il nostro desiderare gli artisti come compagni di viaggio qualifica i connotati della nostra identità culturale, che, se è così concepita, non è da intendersi come punto di arrivo e di chiusura, ma come base di partenza, come risorsa per le nuove sfide e per le nostre realizzazioni. Oso pensare che fin dalla sua nascita la Biennale sia stata manifestazione proprio di questa preoccupazione. Andiamo un momento alle origini. Furono i pittori veneti a sollecitare e sostenere il suo avvio, e allora le scuole di pittura, assai più di oggi, vivevano di identità regionale, ma non fu una showroom del Made in Veneto. Subito si volle un luogo durevole per aprirsi al mondo e per dialogare con il mondo. La Biennale è dunque istituzione della nostra cultura e della nostra civiltà. Di una civiltà che, oltre ad essere capace di dotarsi di istituzioni pubbliche che assicurino lo sviluppo della libertà, lo sviluppo della giustizia, i diritti e il progresso economico, sia capace anche di ospitare al suo interno l'arte, così come la scienza e il libero pensiero, che può mettere tutto in continua discussione. Può sembrare un'utopia del moderno, ma come ho detto è già scritto nella nostra Costituzione. Il riconoscimento di questo ruolo ci porta a considerare, seppur brevemente, i rapporti dell'arte contemporanea con la società civile, con le sue diverse componenti, con noi stessi. L'arte contemporanea miete grandi successi, ma anche rifiuti. Tralasciamo per un attimo la componente degli addetti e dei frequentatori abituali e rivolgiamo subito la nostra attenzione a quanti, diciamo così, non sono ancora visitatori. Un soggetto di mediazione come la Biennale da qui deve partire se non vuole essere solo un semplice intermediario di servizio tra una domanda espressa e la relativa offerta. Sappiamo bene che si possono avere, e spesso si hanno, reazioni di repulsa di fronte a singole opere e al limite per estensione di fronte all'intera categoria arte contemporanea, tout court, di repulsa per ciò che quelle opere vogliono comunicare e per la forma in cui la comunicano. Chi vive la propria giornata anche onorevolmente non sempre vuole affrontare questioni sepolte, ignorate, dilemmi e domande che solitamente si rifiutano, o per dedizione alla praticità della vita o per timore. Il moderno e il contemporaneo, per sua scelta poi, nel suo dialogo con lo spettatore, fa meno affidamento alla memoria, sul già visto e quindi su quel piacere del riconoscere che accompagna e sollecita il nostro sguardo nelle mostre storiche o nelle tradizionali composizioni musicali e che di per sé può esaurire il gusto della visita o dell'ascolto, anche perché il riconoscere è per sé tranquillizzante.
Spesso l'arte contemporanea fa invece riferimento esplicito alla memoria, ma per ottenere effetti contrari di straniamento. L'arte moderna e contemporanea chiede una maggiore attenzione alle ragioni specifiche dell'opera e dell'artista che si ha di fronte. In realtà si tratta di quelle attenzioni che si dovrebbero attivare anche ascoltando musica nota o di fronte ad artisti del passato, per non accontentarsi dell'incontro con il solo aspetto a noi familiare, ignorandone lo specifico. L'opera d'arte contemporanea poi non è sempre un pezzo confortante di conferma della nostra cultura, intesa in senso identitario. Non solo, come ho già detto, l'arte contemporanea è nata e cresciuta auspicando un suo ruolo profondamente critico, ma si è sviluppata in un'apertura cosmopolita nella quale l'arte è dell'umanità e per l'umanità. Essa comporta un piccolo viaggio specifico mentale da parte dell'osservatore. Viaggio, confronto, dialogo per il quale si chiede la nostra disponibilità ad affrontare quanto vi può essere di enigmatico. Ma in fin dei conti, l'arte ci offre un'occasione di uscita a prendere una boccata d'ossigeno e per cimentarci fuori del guscio nel quale per necessità ci rinchiudiamo. E il chiudersi a guscio può essere tentazione permanente, dovendo noi tutti reprimere istinti per necessità pratica di convivenza e civiltà e per difenderci dalle paure degli altri e dalle paure dell'ignoto. L'andare a dialogare con l'altro da sé può essere considerata tendenza risibile e pericolosa, può essere vista come una minaccia all'ordine dei valori su cui ci siamo organizzati. Ma questa apertura, questa indisciplina rispetto all'ordine è utile non solo per lo sviluppo dell'individuo, ma anche per l'organizzazione della società. La società vive di un paradosso. Abbiamo bisogno di sicurezza per l'efficienza, ma se tutto fosse orientato alla sola sicurezza saremmo paralizzati. Il mondo per procedere ha bisogno della creazione, del mutamento, di distruttori e ricostruttori e quindi di una fertile indisciplina. Possiamo essere attratti da una boccata d'ossigeno che può limitarsi a una divagazione, a un intrattenimento, che però diventa interessante se già mette in gioco le nostre disponibilità a passeggiate un po' più ampie, di più ampio raggio, oltre il giardino consueto, a visitare quello di noi che non sappiamo o che abbiamo escluso per necessità o pavidità, e quindi verso territori dove altri, gli artisti, hanno passeggiato o arato per noi. Orbene, una disponibilità all'arte può essere rivelata da particolari segni, i più disparati, riconoscibili nella vita e nei comportamenti di ciascun individuo, ma anche di un'economia, di una comunità, di una città, di una cultura. In questo senso parlano per noi molte voci del passato, che ci mettono in guardia dal guardare con sussiego a forme di intrattenimento consapevoli che possono invece rappresentare passi significativi nel senso auspicato, quello della desiderata fertile indisciplina. Cominciamo con un economista. Keynes in un saggio si occupò dell'intervento dello Stato nella cultura, difendendolo. Premetteva da economista par suo che ancora oggi par dominante una visione rappresentata dall'ideale utilitarista ed economico, si potrebbe dire quasi finanziario, come l'unico rispettabile proposito della società nel suo complesso, la più orrida eresia forse che abbia mai raggiunto l'orecchio di un popolo civile. I poeti e gli artisti hanno levato la loro voce contro questa eresia. E poi aggiungeva: rispetto agli eterni monumenti di dignità e bellezza attraverso i quali ogni generazione dovrebbe esprimere il proprio spirito per rappresentarlo lungo la parabola del tempo,
sono le effimere cerimonie, gli spettacoli e i divertimenti da cui l'uomo comune può trarre piacere e svago dopo aver compito il proprio lavoro e che gli possono far sentire, come nient'altro può, che egli è in sintonia con e parte di una comunità più raffinata, più dotata, più radiosa, più spensierata di quanto egli potrebbe essere da solo. Thomas Mann, il genio ossessionato dall'idea, dal problema e dal tema della cultura, uomo di origine e spirito anseatico, riconosce quanto sia stato importante per lui vivere a Monaco, città per la quale nutre spirito critico, ma nella quale la cosa più importante è la vivacità artistica. Dice: il mondo dell'arte qui davvero nasce dal mondo della borghesia. Ma sentiamo cosa dice Goethe di Venezia, nel noto passaggio del suo viaggio in Italia. Virgolette. Per l'intero giorno sulle piazze e sulle rive, nelle gondole e nel palazzo, compratori e venditori, mendicanti, barcaioli, comari, avvocati e loro avversari, ognuno non fa che muoversi, trafficare, armeggiare, parlano, spergiurano, gridano e offrono merci, cantano e suonano, imprecano e fanno chiasso, e la sera vanno a teatro e ascoltano la loro vita del giorno, artificialmente ricostruita, riprodotta in veste più seducente, arricchita di invenzioni, straniata dal vero per mezzo delle maschere, simile al vero negli usi e costumi, e ne godono infantilmente, gridano di rimando, applaudono e schiamazzano. La falla si fonde in un sol tutto con la rappresentazione teatrale. Anche a Venezia c'era dunque una cultura in quegli anni, una diffusa disponibilità per quella passeggiata nel giardino. Altri letterati la ripropongono come passeggiata nella città. Baudelaire, Benjamin, Balzac, una passeggiata libera da altre distrazioni della vita pratica e tutta concentrata nell'indisciplina del gratuito piacere di sentire lo spazio tra gli edifici e le voci degli artisti e architetti che quelle costruzioni hanno progettato proprio con l'intento di creare quello che il visitatore ora gode. Momento anche questo prezioso di affinamento, di sensibilità per l'arte. Quindi attenzione a non alimentare l'idea dell'arte e del mondo degli artisti come estraneo a noi, luogo distante, inarrivabile e magari sede di persone che nutrono disprezzo per la nostra realtà normale e che magari deridono il nostro quotidiano e le nostre paure. Ma altrettanta attenzione in senso contrario. Se si vogliono rispettare e valorizzare le fertili indiscipline che già si riscontrano nella società, la risposta di un'istituzione culturale non può essere se non quella di offrirsi con chiarezza come luogo che agevola e aiuta a comprendere la posizione particolare dell'arte e degli artisti nel panorama delle realtà accessibili. Occorre cioè una strategia particolare, fondata sulla chiarezza delle differenze, non fondata su strategie di vendita, che sfruttando quelle disponibilità con tecniche di promozione del consumo alterino il senso del dialogo, truccando anche solo con piccoli equivoci le carte. Occorre particolare cura in una strategia istituzionale di mediazione fertile e rispettosa degli interlocutori e in primis del visitatore. Anche per questo dobbiamo subito familiarizzare con l'arte fin da piccoli, anche per questo dedichiamo tanta attenzione ai giovani e ai giovanissimi e sono attivate iniziative rivolte alla società civile che ci circonda e in particolare ai giovani delle scuole con i loro insegnanti. Con la nostra esistenza e con iniziative attive dobbiamo essere tentazione per chi ancora non intende muoversi e bussola per chi si muove sui terreni dell'intrattenimento.
Occorre poi aver ben presente che il dialogo con l'arte, laddove è sviluppato, si svolge su terreni dove sono numerose le adiacenze e dove i margini tra le diverse realtà hanno l'aspetto di estese sfumature piuttosto che di netti confini. E sono quindi facili le sovrapposizioni di linguaggio, facili gli equivoci. Basta pensare che sussistono differenze tra arte e artigianato, arte vitale e artefatti d'effetto, tra arte come momento di vitalità creativa e arte come espressione di valori simbolici o economici, tra arte come occasione di libera conversazione con l'artista e arte come strumento della rappresentazione di sé, del proprio prestigio, il tutto tra la Scilla e Cariddi del godimento di consumo da un lato e del godimento dell'esplorazione dall'altro. Vi sono confini labili e aree di incertezza nelle quali possono scorazzare gli intermediari, molti per fortuna con rigore, degni di una cultura di ricerca, altri invece tirando la giacca del potenziale cliente con strategie di vendita delle quali alcune possono acuire lo sguardo mentre altre possono appannare la vista, spacciando per ovvio ciò che ovvio non è, facile ciò che facile non è. Queste strategie del consumatore sono tanto più diffuse oggi, grazie al diffuso riconoscimento, almeno a parole, dell'importanza della creatività come strumento e fattore del progresso economico e tecnico. E devo dire, abbiamo ascoltato molte banalità rispetto al rapporto tra cultura e sviluppo in tutti questi anni. Creatività, mestieri, saperi devono essere valorizzati per i loro meriti, e sono tanti, ma non confusi in un generico flusso vitale con la creazione artistica. Questa reclama una sua identità, mira a scopi diversi, semmai chiede tempo dedicato sottratto ai riti del consumo e alla dipendenza dalle ingegnosità tecniche. All'interno del mondo dell'arte, senza sussiegosi accademismi, si deve poi dar conto delle diverse espressioni di ciascuna, quando si riscontrino elementi di qualità artistica degni di considerazione, non arroccamenti dunque né compiacenti seduzioni o soluzioni. Non bisogna perdere di vista il principio della vitalità e della qualità, che rimane la prima preoccupazione. Di fronte a questa realtà complessa, molto complessa, non si può reagire sottolineando steccati, ma si richiede semmai un continuo indefesso lavoro di attenzione e selezione. Se sono in azione forze che tendono a spianare i castelli sulla spiaggia e a erodere lo specifico carattere e la forma di ciascuno di essi, non resta che il lavoro continuo di rincalzo della sabbia per mantenere a ciascuna collina, a ciascun castello, la propria singolarità. Istituzioni che mantengano ferma la loro missione sono tanto più necessarie quanto più forti sono le sollecitazioni all'appiattimento e alla confusione delle finalità. E qualche disorientamento può venire poi dalle frequenti congruità tra finanza e arte, manifestatesi in tutti questi anni, capaci di generare ambiguità e sospetti, prezzi fantasmagorici per alcune opere non sempre spiegabili, che poi possono anche far dimenticare che per molti artisti è ancora un problema lo sbarcare il lunario. Il mercato di per sé non ha colpe, ovviamente, ma può essere luogo di manipolazioni, di interferenze, di conflitti di interesse, se gli acquirenti sono sprovveduti e gli intermediari troppo astuti. Ciò non deve scoraggiare, né condurre a ciniche conclusioni, ma semmai appunto a desiderare un sistema arricchito da soggetti attivi che compiono scelte autonome, senza interferenze, luoghi dove l'opera d'arte è mostrata, per così dire, nel suo nascere e dove si è accolti come visitatori e non come clienti. Chi svolge questo ruolo è di grande aiuto,
non è un paradosso, ma contribuendo allo sviluppo della cultura contribuisce anche indirettamente al miglioramento della conoscenza e quindi all'efficienza del mercato dell'arte. Vi sono poi le confusioni che possono emergere nello stesso campo dell'arte. C'è un numero crescente di mostre mercato e di biennali, trattano la stessa materia, ma con scopi ben diversi, organizzati come le fiere per pochi giorni le prime, nelle quali espongono i venditori, organizzate per il pubblico le seconde, per più lunga durata e nella forma di un'originale selezione. Per fortuna sono tante anche le istituzioni che possiamo considerare nostre compagne di viaggio, alcune minori ma preziose, altre che svettano al centro di realtà urbane multimilionarie e con le quali in qualche misura dobbiamo confrontarci e, perché no, competere. Ho voluto riassumere queste note perché molte delle scelte compiute in questi anni dalla Biennale trovano ragione nelle considerazioni fatte fin qui e alcune scelte furono fatte fin dall'inizio. Veniamo ad esempio alla forma della mostra. Le Biennali dei decenni precedenti erano tutte costituite da un lato dalle partecipazioni nazionali e dall'altro da una serie anche numerosa di mostre di diversa natura e dimensione, organizzate dalla Biennale e dislocate eventualmente in varie sedi. L'organizzazione di queste varie mostre offriva l'opportunità di convocare un gran numero di esperti, di critici, di addetti, a far parte delle varie commissioni, dei vari comitati, nei vari consigli scientifici, eccetera, eccetera. Qui erano affidate quelle mostre, dando luogo così ad un sistema caratterizzato da un grado assai complesso di mediazione, tanta gente in mezzo tra l'artista e il visitatore. Per di più con esse si svolgevano funzioni retrospettive, mostre a tema, testimonianze, eccetera, che a parer mio sono meglio svolte dal sistema delle arti esterno alla Biennale, musei, istituzioni anche storiche, spazi espositivi, gallerie, sistema che nel frattempo si era andato arricchendo. Che quella non fosse la formula più appropriata lo aveva già dimostrato la stessa Biennale fin dal 1980, quando sentì il bisogno di una sezione libera e autonoma, la cosiddetta sezione aperto. Ebbene, la scelta che facemmo nel 99 e che ha improntato di sé tutto l'ultimo ventennio non fu altro che quella di fare della mostra una unica sezione aperta, libera selezione di artisti contemporanei, rivelatrici di tendenze e novità. Un solo curatore responsabile riduce drasticamente gli spazi di mediazione, la mostra che non deve inseguire un impossibile equilibrio si giova invece della sua trasparente parzialità. Erano indispensabili per noi nuovi spazi per la grande mostra aperta e per poter ospitare nuovi paesi che nel frattempo chiedevano di partecipare, nonché per dotarci di spazi teatrali. Avevamo anche bisogno di rafforzare con spazi dedicati la nostra identità istituzionale. Da qui e da subito il grande lavoro di recupero dell'arsenale monumentale con 55 mm quadrati, che è stato presto seguito dal lavoro di recupero sia dei Ca' Giustinian che gli edifici storici della Mostra Internazionale d'Arte al Lido. Ci doveva chiarire in via definitiva il superamento di quel padiglione Italia, pomposamente realizzato nel 1932, mascherando con un intervento epidermico allestitivo la facciata dello storico Palazzo delle Esposizioni, detto prima Palazzo Pro Arte, facciata che ancora oggi si può osservare dietro quella. Operazione voluta quando si volle trasformare la Biennale in una sorta di expo a forti tinte politico-pubblicitarie, con l'intento di svolgere tramite l'arte le contraddittorie politiche del regime. Quella che voleva mostrare una nuova giovane Italia, capitale aperta al mondo, e quella che voleva mostrare l'Italia come paese dei primati sugli altri paesi. Giova ricordare che questi due obiettivi si confusero per un po', ma dopo che per un certo periodo di anni la Biennale fu chiamata la Ginevra dell'arte, il concetto stesso di Ginevra dell'arte cadde con le sanzioni e con la stessa Società delle Nazioni.
L'Italia, in quanto rappresentanza nazionale, avrebbe partecipato alla mostra come le altre nazioni, vero principio di ospitalità del Paese che intende non esibirsi, ma essere sede permanente di una grande mostra internazionale ricorrente. La mostra estesa tra Giardini e Arsenale si poteva così articolare in 2 spazi, ciascuno arrecante una sua propria fisionomia, per più ricchi stimoli alle possibilità del curatore, negando in via definitiva ogni gerarchia, quella gerarchia così marcata un tempo tra saloni centrali, ali laterali, ale esterne, che ne facevano un sub dello strumento espositivo utilizzabile per l'esercizio di troppo forte potere di mediazione. Detto ciò, non sono state meno importanti le azioni volte a dar forma compiuta all'istituzione, che mi piace qui citare rapidamente, anche se non è questa l'occasione per specifici approfondimenti. L'istituzione deve dotarsi di un sistema di valori, di un sistema di regole interne coerenti, di un sistema chiaro nell'organizzazione delle manifestazioni offerte ai visitatori, di regole chiare nell'intrattenere i rapporti con terzi. Deve avere un arricchimento dell'attività con iniziative permanenti, come sono i colleges, in particolare volte a fornire l'opportunità a giovani generazioni. Una politica attiva ben regolata deve essere seguita nella ricerca delle risorse, un orientamento nella selezione degli sponsor, una capacità di dire no, soprattutto di fronte a proposte allettanti che però possono alterare il modello organizzativo che è alla base della fiducia del mondo e dei visitatori. Una regola nel tenere i rapporti con i paesi partecipanti, stimolandoli attraverso la scelta dei curatori indipendenti ad operare in questo senso e operare non quindi come sedi di vanità nazionali, ma come contributo alla mostra internazionale. Un intenso sforzo di intrattenimento e di rapporti nuovi con la realtà locale, un particolare attenzione per l'archivio, rendendolo risorsa attiva e non semplice custodia, una struttura di risorse umane che partecipano e condividono a questi obiettivi, capace anche di concorrere alla loro definizione. Con questo complesso di idee, programmi e modi definiti di operare ci siamo rivolti al mondo e ai visitatori senza altre strategie e tecniche da venditori. Il mondo ha risposto. La Biennale d'Architettura è giudicata l'appuntamento più importante al mondo per il settore, la Biennale Cinema, proprio per la costante fedeltà alla qualità artistica delle opere, è ritenuta luogo non solo affidabile, ma tale da aggiungere prestigio alle opere selezionate per ulteriori giudizi nel mondo. La Biennale d'Arte vede i padiglioni stranieri passare da 57 a 90, ma soprattutto, come ho detto, lo sviluppo di un loro notevole impegno qualitativo. Teatro, danza e musica hanno saputo trovare modi di operare in forme nuove e originali grazie anche ai colleges introdotti in molti settori, da cui passano ogni anno centinaia di giovani, con i quali si valorizzano le altre manifestazioni, rendendolo anche occasioni per presentare al pubblico nuovi lavori di giovani artisti, o coreografi, o registi, o compositori, e sviluppati con l'assistenza di tutors, iniziative che si qualificano di fronte al mondo come una tra le più originali forme di promozione dei talenti. I visitatori hanno risposto. Nella Biennale d'Arte siamo passati da 180.000 a 630.000. I giornalisti della stampa estera accreditati e presenti alle varie mostre e festival di un anno sono giunti a oltre 4.000. Se con la costanza di questi indirizzi siamo stati convincenti per tante persone lontane migliaia di chilometri, non resta che l'auspicio di essere riusciti a esserlo anche per la comunità più prossima, quella intorno a noi. L'auspicio è che siano riconosciuti gli elementi centrali dell'identità della Biennale e che questa, con la sua specifica missione e con le sue specifiche modalità operative, sia riconosciuta anche come componente dell'identità locale. In fin dei conti, essa non è altro che la dimostrazione che questa città, Venezia, può offrire condizioni favorevoli per sviluppare al suo interno fucine di vitalità, soggetti capaci di scambio di conoscenza e di dialogo con il mondo intero. Grazie.
Bene, io ringrazio molto il Presidente Paolo Baratta per questo interessante, colto e avvincente intervento. Lo pregherei di restare ancora un attimo sul palco perché devo ancora fare due cose. La prima è consegnare al Presidente Baratta la medaglia d'argento dell'Ateneo Veneto, in segno di gratitudine, non solo per l'intervento che ha fatto, ma per quello che fa anche fuori da quest'Aula. Grazie. E poi resta da chiudere la nostra cerimonia con la proclamazione dell'anno accademico numero 207. E lo farei fare al Presidente Baratta, sarei molto lieto. È il nostro 207° anno di attività. Ma a piacere. Bene, dichiariamo aperto l'anno accademico numero 207. E proseguiamo il nostro stare insieme al piano superiore con un bicchiere in mano. Grazie ancora per essere venuti, a tutti quanti.